Amici bellini, il video arriva un po' in ritardo, un po' in serale, perché aspettavo magari un'altra ufficialità, insomma qualcosa di vicino, per esempio una visita medica, però sappiamo di Gilmour forse ancora altri incontri, però sappiamo il numero di Neres. Cominciamo! Sappiamo il numero e i numeri sono importanti, il ragazzo c'ha dei numeri. C'ha dei numeri importanti. Niente, oggi il codino non vuole funzionare. Antonio Ferrara, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, piacere. Io sono Valerio Fluido, parliamo del Napoli, cerchiamo di stare calmi il più possibile e a volte non ci riusciamo, ma a volte sì. E quindi adesso già leggere, li vedo i tifosi e qualcuno mi ha detto ma come? Ma se l'attacco è quello Lukaku, perché se lo metti vicino a Neres rispetto a un Politano sulla carta, Kvara, Lukaku, Neres già ti dà più una sensazione che te la giochi. E io, sì, è chiaro, ci piace l'idea. Nel profondo però io non voglio essere ultra ottimista per tutta la stagione, perché vedo ancora delle lacune qui e là, rendendomi conto, perché ne abbiamo parlato nei video precedenti, che fare proprio tutto quello che sarebbe necessario fare ci siamo mossi troppo tardi e quindi è impossibile. Dobbiamo cominciare a considerare sui più anni. Manna ha cominciato, a gennaio speriamo di fare qualche altra cosa e l'anno prossimo, perché noi dobbiamo mantenere la calma assoluta e cominciare a lavorare, mettere le basi per cominciare a lavorare, capire bene, perché ci sono ancora delle cose da fare. E andiamo a vedere la situazione, perché noi la situazione delle lì ci sono ancora qua, c'è un macello di giocatori e ovviamente ci possiamo aggiungere Neres così. Però la questione delle liste di cui ogni tanto vi parlo è cambiata rispetto all'ultima volta che ne abbiamo parlato, semplicemente perché avevamo un'idea che era Brescianini al posto di Foloruscio e non è successo perché Brescianini se l'è preso l'Atalanta. Foloruscio è ancora qua, quindi ci sono molte operazioni che verranno probabilmente risolte settimana prossima, verso lo scadere del mercato, specialmente le cose coi prestiti che non spostano soldi, e quindi dobbiamo aspettare fino in fondo. Quello che sappiamo è che di questa lista, dove ne vedete 18 e devono essere 17, è andato via Nathan, certamente, perché è andato al Betis. Di conseguenza eravamo in pari. Poi per far entrare Neres è chiaro che pensiamo, che ci stanno dicendo tutti, che Ngonghe è in uscita, però al momento Neres rientra nella questione dei 17. Mi chiedono il video sfogo su Lukaku, così lo facciamo. Vabbè, facciamolo come video sfogo, perché a casa sta perdendo tempo. Non è possibile, che vai a fare, che Giovanni Nanna vai a Londra senza niente. Calma, si fa, è tardi, oramai è tardi, cioè per me adesso io vi dico sfogo o non sfogo, che arrivi oggi l'ufficialità, le visite mediche domani o dopo. A proposito, domani c'è conferenza, addirittura 2 giorni prima, tutti i piani che tenevo per la settimana scombussolati 2 giorni prima, e quindi domani conferenza e ne sentiremo delle belle. Però vi dico, cioè, oramai col Bologna è fatta, l'unica speranza è che Neres possa avere la convocazione, lo scopriremo il giorno della partita, o qualche indiscrezione, perché pare che abbiano blindato tutto e a Castelvolturno non si può entrare, non si può vedere nulla. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, però vi dico, non cambia veramente ad oggi, oramai è tardi, cioè ad oggi non cambia niente. Se Lukaku arriva domani, lunedì, che cosa cambia? Muoviamoci, certo muoviamoci, prima è meglio è, ma cambia veramente poco. Per Gilmour ci hanno detto, per esempio, visite lunedì. I modi avete chiuso. Perché se è giovedì le visite non si possono fare venerdì, per esempio? Ci può essere questa cosa che il Brighton ti ha detto sì, mi serve un altro paio di giorni perché sto definendo, sono in chiusura con il sostituto, si dice O'Reilly, e quindi uno esce, uno entra subito. Purtroppo quando fai il mercato non è che vado, prendo e me ne vado, no, devi sempre stare anche alle condizioni degli altri. E quindi
esce un brasiliano, entra l'altro, ruoli ovviamente completamente diversi, sembriamo un pochino corti in difesa in questo momento, ecco perché il cosa serve dobbiamo andarlo a vedere sul campo. Continuo a pensare che essendo uscito Cajuste entrerà Gilmour in quella zona di campo, quindi lì non cambia niente come numero e come ruolo. Esce Mario Rui, si sta parlando, nell'uscita di Mario Rui si è parlato 200.000 euro al Sao Paulo, vabbè. Si sta parlando di esterni perché Moretto ci ha detto di Correa, del Valencia, e da ieri sta girando pure sta notizia, ne ha parlato Pedullà, di Ciacciua. Fabio Versati, con gli abbonati, ha scritto ciao Ciua, entra buongiorno, Ciacciua, e non si finisce più, è straordinario Fabio. Molto educati i giocatori di calcio in Serie A, insomma esce Mario Rui, si sta parlando di Ciacciua. Non vorrei parlarvi di Ciacciua, non parliamo di Patrizia, onestamente, perché mi sembra un profilo, insomma, che non lo so, medio, diciamo, non lo conosco abbastanza per giudicarlo sul lungo periodo, però mi ripeto, va, te lo da Zanoli, io non dico che Zanoli cioè vale Bellanova, per capirci, perché poi Bellanova è stato pagato una ventina di milioni dall'Atalanta, e Zanoli quanto è stato pagato? 6, 4 dal Genoa, una cosa del genere. Mazzocchi, ti stai vendendo Zerbin, quindi la situazione degli esterni qualcosa il Napoli sta provando a farla. Questo è importante, cioè se noi stiamo alle voci di mercato, il Napoli la voce di Hermoso l'ha smentita ufficialmente dicendo con l'acquisto di Rafa Marin e di Buongiorno noi siamo a posto e non ci servono altri difensori. Insomma, perché poi va via Nathan, che va bene, però sei rimasto con Juan Jesus e con un paio di incognite che sono Oliveira. Andiamo dall'altra parte perché la lista oramai è chiara, con l'analisi tattica facciamo più in fretta i portieri e vabbè. Rachmani, Buongiorno, Juan Jesus, Oliveira, che ci convince da braccetto, Conte l'ha provato, lo convince, oppure Oliveira va a Vient Boris e quando lo puntano non c'è problema e così. Mario Rui facciamo conto che è andato via, Zerbin pare che si stia accordando con il Monza di nuovo, quindi ciao. Non libera niente Zerbin perché era vivaio Napoli, ce lo ricordiamo. Iaccarino Colisacò, li togliamo da mezzo, ci si farà qualcosa di più importante e li togliamo da mezzo. Rafa Marin è un punto cruciale del mercato e della stagione del Napoli perché è lui quello che sposta in questo momento. Se ti fidi e se cominci a utilizzare Rafa Marin, puoi far parandare Di Lorenzo sulla fascia e puoi mettere Mazzocchi in panchina. Al momento la scelta costante è: mi fido più di Mazzocchi o mi fido di Rafa Marin? Questa è la scelta che sta facendo Conte e che ci dovrà spiegare, che coinvolge anche Juan Jesus, perché vediamo se avrà recuperato Buongiorno, che stava in recupero. Che facciamo Buongiorno? Lo mettiamo qui? Lo mettiamo al centro e scaliamo Rachmani da questa parte? E adattiamo un Di Lorenzo a sinistra, o Di Lorenzo lo passiamo avanti? Chi deve fare questo braccetto sinistro? Ecco perché, insomma, Hermoso era proprio l'idea giusta, ma De Laurentiis ha detto che non ne capiamo di calcio. E va bene. Foloruscio, continuano a parlare di Lazio, il Napoli poteva forse aver provato provando uno scambio con la Fiorentina, con Amrabat. La Fiorentina non era convintissima dello scambio, vuole i soldi. Gaetano reintegrato, ci hanno fatto sapere, quindi aspettiamo la risoluzione. Foloruscio lo consideriamo in uscita, quindi questa è la situazione al momento. Politano Ngonghe ci fanno sapere, può essere Fiorentina, può essere il Bologna, può essere la Roma. Questi sono i nomi che ho sentito su Ngonghe. Politano è sempre inamovibile, è uno dei più pagati, nonostante sia il più pagato non a mercato. Ngonghe sì, e quindi togliamo Ngonghe da mezzo. Raspadori, si parlava sempre e solo di quello scambio con Chiesa, ma non credo. Kvara papà, Damiane Kvaratskhelia, si dice Damiane e noi lo sappiamo perché abbiamo i potenti mezzi di Alberto Levitano. E la situazione Osimhen che non è mai chiara, quindi Osimhen, fate conto, leggete Lukaku per Osimhen e così. Non si è capito ancora chi vuole essere miliardario, nel senso, Simeone sarà la punta di riserva, perché su Shdira pare che il famoso pressing dell'Espanyol si possa concretizzare, anche perché ragazzi Gilmour non viene se non se ne va a Shdira,
E non è una questione di liste, è una questione di numero. Secondo me Gilmour andrà a prendere l'11 e quindi serve che Shedira se ne va. Quindi queste sono le coppie. Qua rimettiamoci Neres. Direi che da queste coppie è evidente una cosa. Facciamoli proprio a coppie. È evidente una cosa, no? Arriva Gilmour. Benissimo, Gilmour non è un vice Anghissà. Se ti serve poi uno un pochino più grosso, se Gilmour lo metti qua e sei rimasto con Gaetano, ti serve uno con un po' più di fisicità di Gilmour, perché Gilmour più o meno come lo bot che siamo lì, sì, c'ha il lancio lungo ma c'ha meno fase difensiva, di conseguenza o è McTominay o è Amrabat o è comunque deve esserci un centrocampista di una certa sostanza, e te lo puoi tenere un Gaetano in più che ti può dare una mano sia sotto punta, sia da centrocampista centrale, sia da uno che magari ogni tanto vuoi passare con il centrocampo a 3 in alcune fasi della partita, e ci sta. Raspadori vice Kvara è un po' un adattamento, devo dire, non è ideale, ma si può fare. Mi sembra evidente che abbiamo un problema grossissimo sulle fasce, quindi sarà Ciacciua, sarà Correia, sarà Martin. Vi ricordate quanti nomi si sono fatti in questi 2 mesi? Così qualcosa il Napoli lo sta facendo, ed evidentemente si fida di quelli che sono i braccetti e tutta la composizione dei vari Olivera e Di Lorenzo, che ogni tanto saranno chiamati a fare una cosa e ogni tanto saranno chiamati a farne un'altra. Quindi questa è la situazione che scivola, no? Di Lorenzo un po' qua e un po' là, Olivera un po' qua e un po' là. È un rischio, secondo me, che ti stai prendendo. Dall'altra parte è tardi e dobbiamo sistemare sicuramente le cose più importanti. Cioè Lukaku deve arrivare, non può arrivare per il Bologna, ma deve arrivare per la prossima partita, che cos'è il Parma. Deve assolutamente arrivare, non esiste proprio. E almeno avere un rimpiazzo a centrocampo. Poi ti vuoi arrangiare sulle fasce fino a gennaio. E questa è stata la scelta o la necessità, dettata dalla mancanza dei soldi di Osimhen, dettata dal fatto che c'è un tetto ingaggio che devi sempre considerare, perché non sono i soldi del cartellino di Osimhen. Secondo me è l'ingaggio di Osimhen che fa paura alla società. Dice: se non mi levo questi 20 lordi, questi 11 milioni al mese, no al mese, ma 1 milione al mese quasi, netti a Osimhen che sta facendo le corsette, non è possibile, sia per il bene del bilancio sia per la tranquillità della squadra. Io non penso che la squadra sia contenta di avere un caso del genere in casa, e poi cosa fa? Quindi queste sono le situazioni più urgenti da risolvere. E niente, Di Marzio ha detto: accordo non ancora raggiunto, si devono rincontrare. Serve uno sfogo incredibile per far sbloccare Lukaku. Ragazzi, non so cosa dirvi, cioè, o non parla bene l'inglese, non lo so, non voglio fare ipotesi che non ne vogliono 40, gliene devi dare 40, li prendi e li cacci, e queste allora non è colpa tua, Manna, non sarà colpa tua, si paga la gestione scellerata dell'anno scorso, non può essere colpa tua. De Laurentiis si è preso tutte le responsabilità, lo ha detto pubblicamente, benissimo. Prendersi tutte le responsabilità non significa a parole mi prendo tutte le responsabilità. Prendersi le responsabilità significa agire. Se tu agisci rispetto alle responsabilità che ti sei preso, e se ci perso una cosa, insomma, capita che fai un affare sbagliato. Lo ha detto oggi bene Corbo. Non so se fosse oggi o ieri. Facciamo una cosa, tanto siamo a fine video e non ci sente nessuno. State ancora qua, lasciate il like. La tua affermazione: Antonio Conte e Giovanni Manna da giugno non hanno tirato fuori un solo nome giusto, né recuperato al grande calcio un solo giocatore. Nessuna posizione migliorata tra i partecipanti a un inutile ritiro, buona preparazione atletica, ma con i risultati con villaggio valutato. Sei stato parecchio duro. Ma tu che pensi? Dammi il tuo parere, perché tu non sei solo un giornalista bravo e attento, ma sei anche un opinionista di prestigio. Tu che pensi? Che sia stato finora valorizzato un giocatore da giugno ad oggi? Individuato? No, ma sospendo un attimo il giudizio, aspetto, perché sarei troppo scioccato in questo momento. Se dovessi esprimere un giudizio adesso dovrei essere molto duro e vorrei evitare. E perché vorresti evitare? Perché sospendi il giudizio? Corbo poi lo spiega bene. Tu devi fare la cronaca. Se ad oggi siamo in ritardo, se ad oggi non abbiamo fatto delle cose,
lo dici. Quando poi le cose si risolvono e le cose migliorano, lo dici. Perché devi sospenderlo il giudizio quando riguarda l'operato della società e invece quando bisogna dare un giudizio a un giocatore o a un portiere che non ti piace subito tesserini o un allenatore, stracciamo i tesserini, chiediamo che si faccia presto e che nessuno può parlare perché solo tu capisci di calcio? La situazione, ma noi abbiamo il dovere di affrontare, cioè vedi Umberto, tu me lo puoi insegnare, noi siamo dei giornalisti e nel rispetto della verità, della lealtà che noi abbiamo con il lettore o con l'ascoltatore, noi dobbiamo dire quello che pensiamo sul momento. Sul momento la situazione è questa. Poi domani mattina pescano un giocatore importante, ma siamo i primi a fare i complimenti. Oggi come oggi, da giugno ad oggi, non ho sentito un solo giocatore che sia stato individuato, portato e che abbia dimostrato. Scusa, Poggiolto per te non è un giocatore importante? No, scusami, Umberto, attenzione, parliamoci chiaro. Quale giocatore è migliorato? È costato dei suoi milioni e vai a sbagliare per un giocatore di 30 milioni, allora ci impicchiamo, scusami. Allora, è esercente. Il giocatore importante l'ha comprato subito ed è Buongiorno, poi dopodiché siamo tutti in attesa. Ma a te sta bene così, scusami. No, assolutamente no. E allora dammi la tua opinione. Tu c'hai un nome, c'hai una firma, esci in televisione. Per te va bene così? Il bilancio di aspetto il 30 agosto, Antonio, aspetto di capire. Io quello che dico adesso è che siamo in grave ritardo. E allora risentiamoci quando le tue idee saranno più precise. Perché se mi devo fermare a oggi devo essere ovviamente negativo nel giudizio. Allora dobbiamo essere negativi. Dobbiamo essere, oggi tu ed io, se siamo leali con la nostra professione, dobbiamo dire che il giudizio sul Napoli è negativo. Inutile andare avanti perché poi Umberto si viene a miti consigli davanti a Corbo che... Devo dire la verità, non mi è sempre stato simpaticissimo, anche in alcune analisi un po' troppo nette, forse anche perché ci fu un litigio tra lui e Del Genio per cose di campo e lì io tendo a dare più peso alla parola di Del Genio, però in questo caso come fai a dargli torto? Qua si va al di là della questione calcistica del Napoli, sta facendo bene, se Marin è forte o se Mazzocchi può giocare in Serie A. Qua si va a parlare del lavoro del giornalista, del rispetto che devi avere per chi ti ascolta 20 ore su 24 perché sta in tutte le trasmissioni dalla mattina alla sera, e quindi è lì che secondo me c'è stata una bella lezione di come si fa il mestiere da parte di Antonio Corbo. Questo è quanto, amici bellini, amiche belline, lasciate un like finale, così sblocchiamo Lukaku, che deve essere sbloccato al più presto. Quindi in ordine, no? E avevo scritto nel video di ieri Lukaku o Amrabat, e forse il primo che arriverà sicuro è Gilmour, perché comunque a centrocampo non ne abbiamo e quindi servirà per forza. Sono le caratteristiche che però ti servono? Forse le caratteristiche che veramente ti servono sono quelle di McTominay, che almeno c'ha qualche gol nella gamba. Però hai individuato, sei riuscito a fare questo, cominciamo a mettere questo, poi dopo speriamo di non finire sul gong. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi aspetto perché domani c'è la conferenza, non vedo l'ora.